La Serenissima dovette la propria longevità non solo al buon fiuto per gli affari, ma anche a una vigilanza quasi paranoica impersonata da un tirannico gruppo conosciuto come il Consiglio dei Dieci. Alimentato da una rete di spie, si serviva di assassini che terrorizzarono non solo Venezia, ma l'intero continente. Le accuse anonime venivano introdotte in piccole buche, chiamate le bocche del leone, che si trovavano adeguatamente segnalate in ogni angolo del palazzo. Tutta l'informazione era analizzata in corridoi segreti e camere buie. I giudizi venivano emessi al riparo del pubblico scrutinio e le vite dei condannati erano tolte con fredda efficienza. Alcuni di coloro che venivano dichiarati colpevoli erano condotti nelle soffocanti celle del sottotetto, altri nelle prigioni sotterranee. Alle celle si accedeva attraverso un ben noto passaggio, il Ponte dei Sospiri. All'interno di questa prigione, il condannato incideva la propria disperazione sulla pietra. Che Dio mi protegga dagli uomini nei quali confido. Io mi guarderò da quelli di cui non mi fido. Un altro scrisse semplicemente: impara a soffrire. Nel 1755 questo carcere ospitò il suo inquilino più celebre, soldato, spia, diplomatico e amante, Giacomo Casanova. Accusato di eresia, fu portato a giudizio davanti a 3 uomini tra i più temuti del Consiglio dei Dieci, gli inquisitori di Stato. Nelle celle attigue alla stanza delle torture, coloro che attendevano di comparire davanti a questi personaggi erano esposti a una spaventosa anticipazione del processo. Gli inquisitori condannarono Casanova a 5 anni. Convinto che avrebbero inasprito la sentenza, trasformandola in una pena a vita o forse a morte, Casanova decise di scappare. Una notte fuggì dunque dalla sua cella, rendendosi protagonista di una spettacolare corsa verso la libertà sui tetti dei piombi. Si rifugiò in Francia, dove alimentò il mito leggendario che ancora oggi lo circonda. Morì a Dux, nei pressi di Praga. A quell'epoca il destino di Venezia poteva essere paragonato a quello del dissoluto Casanova. Le potenze europee avevano spezzato i suoi monopoli commerciali e ne avevano ridotto il potere politico. Ma la città sembrava godere nel dilapidare le proprie ricchezze in lussuose regate. Il doge era ormai una figura puramente decorativa, una sorta di prigioniero rinchiuso in una gabbia dorata. Le sue lettere erano censurate, i suoi contatti con gli stranieri limitati, poteva lasciare Venezia solo sotto stretto controllo. Dalla Francia, Napoleone Bonaparte vide cos'era diventata Venezia. Parlò di essa come della miglior galleria d'Europa e inviò le sue truppe perché prendessero la città. Il 12 maggio 1797, nella Camera del Gran Consiglio, l'ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin, il 120°, si tolse il corno e lo depositò al suo fianco dicendo: «Non ne ho più bisogno».
Poeti e romantici di tutto il mondo piansero la caduta di Venezia. Lord Byron anelò al ritorno di colui che così astutamente era stato l'artefice della sua potenza. Oh, cosa darei per poter stare un'ora con il vecchio e cieco Dandolo, conquistatore di Bisanzio. La Serenissima, la Repubblica più serena, aveva cessato di esistere. Senza dubbio, agli occhi delle migliaia di persone che la visitano quotidianamente, Venezia conserva intatta la sua magia e, osservandola adagiata sulla laguna, sono pochi coloro che, quando giungono alla riva degli Schiavoni e contemplano il palazzo ducale, non condividono il sentimento di quel poeta che, 500 anni fa, scrisse: «Fintanto che il cielo avvolge le stelle, fintanto che la specie umana vivrà sulla faccia della terra, lo splendore dei veneziani sarà celebrato per l'eternità».